Salve a tutti e allora buonasera alla nuova puntata di Soundtrack City. Ho qui con me Renato Marengo, direttore di Cinecorriere. Ciao Renato. Marco, ciao agli ascoltatori e telespettatori. Sì. Allora, la puntata di oggi, caro Renato, è dedicata interamente a un compositore, diciamo, a un re della commedia, delle colonne sonore per commedie, e sto parlando di Umberto Scipione. Sì. Umberto Scipione, il più lo conoscono perché ha fatto la colonna sonora di Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord, due grandissimi successi, regia di Luca Miniero, e poi tutti i film conziani, passando anche, ad esempio, il Principe Abusivo, e passando anche per un film di Verdone, Sotto una buona stella. Siccome Napoli e la Campania c'entra molto con Umberto, chi meglio di te, caro Renato, può presentare? In particolare c'entra anche Gaeta, che appunto sta fra le due città, Napoli e Roma, e che a me è molto cara perché è una specie di seconda patria. Gaeta è una città bellissima, tra l'altro molto legata alla musica, ci sono festival importanti, dove tra l'altro mi è capitato di incrociare Umberto, ci sono festival del jazz, del etno, e ci sono rassegne molto importanti. Ed è una patria di musica e musica, tra l'altro ispira, no? C'è un mare, un golfo, e nelle musiche di Umberto questo mare, questa melodia, questo sud, anche se lui sembra un compositore americano addirittura, quando ha fatto un brano che ha fatto cantare a sua figlia in inglese, poteva essere la colonna sonora tranquillamente di un film internazionale. Ecco, stai ricordando una canzone che si chiama Sometimes, che è stata scritta per Benvenuti al Nord, e peraltro è stata anche nomination ai David di Donatello come migliore canzone originale, ed è cantata dalla figlia di Umberto, Alessia Scipione. Intonatissima, insomma, ben preparata col papà, e che tra l'altro è un brano che noi a Classic Rock On Air potremmo anche riproporre, no? Proprio nella rubrica. Perché no? Anche 10 anni, no? Interessante che dopo, diciamo, molto in linea con Troisi, non perché ci sia da imitare, ma è proprio un fatto di pelle, di nascita. Lui è naturalmente un piccolo erede di Troisi, no? Sì. Guarda, per chissà quale destino, voglio dire, ma comunque io penso che sia del tutto, poi più che in destino si parla proprio di una naturalezza che ha Umberto, forse con la scrittura partenopea, con la narrativa partenopea. Alla fine fatto sta che il grosso dei film di Umberto sono in qualche modo legati al cinema partenopeo, Benvenuti al Sud, al Nord, tutti i film di Siani. Allora, grazie Renato, noi allora quindi a questo punto ci andiamo a sentire l'intervista con Umberto Scipione. Grazie Renato e alla prossima. Grazie a voi, buona musica. Allora, eccolo qui, è Umberto Scipione, il nostro ospite di oggi. Ciao Umberto. Ciao Marco. Eccoci qui. Dunque, Umberto Scipione, insomma, ne abbiamo parlato, di colonne sonore ne ha fatte, e oggi cercheremo di approfondire tanti temi della tua carriera. Come ti sei avvicinato alla musica? Parlaci dei tuoi esordi, proprio quando eri ragazzino o ragazzo che sia, come ti sei avvicinato? Per me è stato automatico, è stato facile, perché io vengo da una famiglia di musicisti, mio padre, mio nonno, era una specie di conservatorio, lui aveva la sua attività, mio fratello, mia sorella, tutti musicisti, insomma è stato automatico, non saprei neanche dire quando. Ok, quindi diciamo che il tuo destino era segnato, non potevi fare altro che questo, insomma. Senti, sembrerebbe sciocca la domanda, ma la faccio lo stesso. Quali erano i tuoi gusti musicali all'inizio? Cosa ascoltavi? Al di là di quello che si ascoltava in famiglia, che immagino di tutto, però i tuoi gusti proprio, compositori, musiche, generi che ascoltavi. Ma io, sai, da sempre ho avuto questa predisposizione a stare in tutte le aree musicali, quindi
sin da ragazzo mi piaceva il pop, mi piaceva Baglioni, mi piacevano di Purple, e poi studiando al conservatorio ovviamente ero innamorato del mio romanticismo. Io sono più, diciamo, della parte 8-900 nella storia della musica, quindi quando parliamo di musica classica adoro da Brahms, Mahler, Tchaikovsky fino ad arrivare a Stravinsky, Bartók, eccetera. Quindi sono stato sempre eclettico, questo me lo sono portato poi anche nella scrittura, dove diciamo ho grande facilità nel passare da un brano sinfonico a un brano che può essere jazz o pop. Che poi questa è una caratteristica di quasi tutti i compositori di musica applicata per il cinema, cioè c'è bisogno di essere eclettici, quindi... Però mi piace questo tuo inizio con i Deep Purple. Qual è il pezzo che ti ricordi dei Deep Purple? No, con The Water. Ok. Con la chitarra fa... Ok. Ma andando avanti, la musica per immagini, la musica per cinema è stata una scelta che hai fatto per la tua carriera o ti è capitata come occasione? No, io l'ho scelto, era veramente, diciamo, quello che ho sempre sognato di fare, oltre, diciamo, all'attività classica, per cui la docenza, il conservatorio, che era uno dei miei obiettivi, ma la musica per immagine è quella, diciamo, la parte della creatività che secondo me mi ha dato sempre più soddisfazione, ma da sempre. Io prima, diciamo, dell'approccio al cinema ho fatto tanti documentari, spot, ed ero affascinato dal sottolineare anche nel documentario, cioè il movimento del pesce che viva. È stata una grande palestra, è stata anche una grande palestra da ragazzo, fare dal night alle band, lavori, diciamo, dove il mestiere te lo guadagni proprio sul campo, no? Alla fine la palestra è tutto, proprio qualsiasi cosa uno fa, soprattutto appunto nella musica per cinema e per immagini in generale. Allora, a questo punto cominciamo a parlare della tua filmografia. Intanto vediamo le immagini dei tuoi concerti e dei film che hai fatto. Allora, una cosa che è veramente interessante della tua carriera, della tua filmografia, è che, diciamo, il genere commedia nella tua carriera la fa da padrone proprio, e l'hai fatta ad altissimi livelli, cioè con registi, dico lì, Luca Miniero, Alessandro Siani e poi Carlo Verdone. Quindi voglio dire, poi io ho avuto la fortuna di lavorare con te nei primi 2 film, Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord, che ricordo con grandissima gioia, e infatti lo dico sempre e te lo ripeto anche qui: se io un giorno farò il regista, al di là del fatto che io sono musicista, io mi tiro dietro e lo faccio fare a te, perché tu non è che porti bene, ma di più. Allora, esatto. Allora, artistica. No, è anche artistica, ma anche, voglio dire, di questi tempi, caro Umberto, pensiamo anche a altri lati. Comunque, a parte gli scherzi, Benvenuti al Sud del 2010, regia di Luca Miniero, e Benvenuti al Nord del 2012, sempre con gli stessi attori, tutte e 2 box office pazzesco, con Claudio Bisio e Alessandro Siani. Cosa ti ricordi di quel momento? Perché ha segnato la tua carriera quei 2 film, no? Decisamente sì, anche perché con 2 film ho avuto 3 nomination a Davide Donatello, quindi sono quelle esperienze forti, perché, a prescindere da questo, però in quel momento lavori, ti accorgi che stai lavorando. Quando lavoravo a Benvenuti al Sud, anzi mi ricordo c'erano alcuni miei amici con la voce, Madonna, sembra che stai facendo un colossal. Io, per mia attitudine, anche perché nessuno magari ancora prevedeva che quel film avrebbe potuto avere tale, no? Io mi ricordo anche dentro Medusa si facevano ipotesi, ma non arrivavano a quei livelli, no. E quindi lavoravo con la coscienza di fare un bel lavoro, ma senza aspettarmi, come poi succede per le volte per le cose importanti, no? Senza che poi immagini che da lì possa scaturire tale così successo, notorietà, eccetera. È stata una bella sorpresa quella, e di conseguenza Benvenuti al Nord, che mi ha dato anche la soddisfazione delle 2 nomination, quindi di portare
diciamo, di andare a rappresentare il film ai Davide. Senti, in quella colonna sonora, andando leggermente sul tecnico, dal punto di vista proprio compositivo, tu ti sei trovato a dover descrivere in qualche modo il sud, anzi forse sia il sud che il nord poi nel secondo film. Ecco, dal punto di vista musicale, come ti sei avvicinato a questo? Avevi dei riferimenti o hai reinterpretato tutto in un certo modo? Io di solito è cosa che faccio sempre, anche adesso che sto già lavorando al nuovo film di Alessandro, vado dal copione. Dal copione già mi lascio così proprio andare alla creatività. Intanto creo il film nella mia immaginazione. E poi sicuramente, sai, andando al sud è inevitabile che si vanno a toccare certi colori, un certo linguaggio, che però mi è congeniale. E quindi sì, diciamo, perché, non ho molto. Perché tu sei di dove, diciamolo, perché tu sei di dove? Di origine sono di Gaeta, che è nel Lazio, però diciamo Gaeta metà e metà. Come, diciamo, sì, come cultura è più campana. Campana. Io sono 40 anni che vivo a Roma, quindi diciamo che ormai sono più romano che gaetano, ma le radici stanno lì. Senti, questi due film che hanno segnato la tua carriera, poi ti hanno portato, come dicevo, a questo rapporto preferenziale dal punto di vista del genere, e cioè nei confronti della commedia. Cioè tu sei un compositore che puoi dire la tua nell'ambito della scrittura per commedia e via discorrendo. Poi ho avuto modo di conoscerti meglio e ho visto che tu fai delle cose pazzesche anche a livello action, thriller e via discorrendo. Ma ovviamente quando uno entra in un, come posso dire, ormai in una linea è difficile farlo capire anche agli altri che tu poi in realtà potresti fare anche dell'altro. Però ecco, questo fatto che hai lavorato fondamentalmente sulla commedia ti dà degli imperativi categorici nell'ambito della scrittura, cioè ti costringe a come posso dire, a un certo tipo di approccio piuttosto che un altro? Beh, inevitabilmente, Marco, questo te lo impone, diciamo, il tipo proprio di cinema, quindi la commedia. Io poi diciamo che sono così portato alla ricerca sempre della melodia, questa è una mia proprio peculiarità, caratteristica, una cosa che adoro. A me piace ricordare un film dalla musica, dai temi, quello per me è fondamentale. Quindi quello, diciamo, è un lavoro, diciamo, impegnativo. L'ultimo film, Il giorno più bello del mondo, ho impiegato circa 1 anno e mezzo, però è una colonna sonora 52 tracce sul CD, enorme. Poi Alessandro specialmente ha sempre questa esigenza di nuovi temi, quindi è un lavoro dove devi andare a fondo e spesso ho rifiutato anche dei film a malincuore, però io non riesco a lavorare poi, diciamo, ad accavallare le cose, andare a sdoppiarmi, perché mi sento un po' artigiano, no? Quindi arrangio, orchestro, la creatura deve essere tutta mia. Peraltro, dicevo, forse proprio nella commedia è insita la ricerca di un tema, come posso dire, la vocazione al tema strumentale, più che ad esempio film drammatici o crime dove magari l'elettronica la può fare più da padrona. Cioè una commedia senza temi forse non è neanche nelle corde del cinema italiano, forse. Sì, probabilmente, forse oggi meno, però diciamo che sì, questo è vero. Oggi diciamo la tendenza è un po' meno, no? alla ricerca proprio di temi e per lavoro di melodia. Certo. Allora, Umberto, quello che mi incuriosisce, ovviamente, andando avanti nella tua filmografia, è il film Sotto una buona stella, regia di Carlo Verdone. Perché? Perché a differenza appunto di come dicevamo prima di Siani, dove è evidente che hai una filmografia piuttosto incisiva con lui e corposa, Carlo Verdone è noto invece nel cambiare spesso musicista e compositore. Ecco, come ci si trova quando si ha a che fare con un regista che, con una carriera peraltro come la sua, che di compositori ne ha cambiati tanti, e oltretutto, da quanto mi sembra e da quanto mi risulta, lui è anche un buon conoscitore della musica, insomma, mi sembra. Verdone è stato, diciamo, per me un obiettivo raggiunto, è stato un bellissimo regalo che mi ha dato la professione, perché io sono stato un grande fan dei suoi film, sono cresciuto forse come tutti noi con le sue battute, con i suoi slogan, da Un sacco bello agli ultimi.
E quando mi ha telefonato Aurelio per dirmi che voleva parlarmi per un film, io sono andato a parlare senza sapere di quale film mi stesse parlando e cosa mi stesse parlando. Quindi mi ha tenuto un attimo così in suspense, dopodiché quando mi ha detto che era il film di Carlo io non ci volevo credere. E lui è una persona, ovviamente inutile che stiamo qui a dire delle ovvietà, però è una persona, un conoscitore, come credo tu abbia detto, musicalmente parlando, è una persona molto sensibile alla musica, per cui è stato facile lavorare. Tra l'altro mi ha portato in una direzione che a me è molto congeniale, è quasi classica. Ho scritto dei brani, uno è il tema di Federico, che è molto 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 classico, quasi sinfonico, dove diciamo ho dato spazio a quello che quella mia quell'altro lato della mia formazione musicale. E lui quando veniva a studio a sentire le musiche si metteva in cuffia, ascoltava, mentre ascoltava faceva gesti, faceva così, poi finiva, faceva fammi divertirsi, si rimetteva, cioè veramente se la vive. Ed è stato bello le prime volte, le prime cose che gli ho fatto sentire, lui mi ha detto io e te se siamo capiti subito, e questo ha fatto molto piacere. Un'altra cosa simpatica, quando Aurelio mi chiamò il primo giorno, mi disse maestro, senza nulla togliere, qui vengo a te senza nulla togliere alle sue capacità compositive, ma io l'ho chiamata anche perché lei porta bene. Guarda che fa parte del curriculum quello, cioè... Io di fatto dico, spargiamo la voce, anche che diamo dei cachet corrispettivi che siano proporzionati. Umberto Scipione alza il PIL della nazione, quindi voglio dire... Senti. Altro che test. Esatto. Allora, e adesso ti faccio questa domanda. Quanti film hai fatto con Siani? Mi sembra 4, se non vado errato, dico bene? Di più? Di lui come regista, diciamo. Sì, come regista. Il principe abusivo, Si accettano miracoli, Mister Felicità, Il giorno più bello del mondo. Quindi se ci mettiamo anche quelli che hai fatto con lui come attore, tipo Benvenuto al Sud e Benvenuto al Nord, vuol dire che tu sei una sorta di stalker di Alessandro Siani, perché fai parte della sua vita. Ecco, la domanda è come è nato questo rapporto che si è appunto evoluto? Come è nata questo sodalizio? Guarda, è nato, ci siamo conosciuti sul set di Benvenuti al Sud, perché poi io amo andare sul set, quindi ci vado spesso, è una cosa che a parte mi piace e poi la trovo anche utile, perché mi sento, a parte immerso nella storia, eccetera, ma mi sento parte del progetto, no? Perché poi il musicista spesso sta sempre su un binario parallelo, invece mi piace starci dentro. E quindi con lui ci siamo conosciuti sui set dei 2 Benvenuti, e poi quando fu le nomination di Benvenuti al Nord, lui mi disse che stava facendo questo principe abusivo, l'occasione è stata quella, dei complimenti per le nomination. Quindi allora io potrei dire ai ragazzi che spesso mi chiedono ma io come faccio a lavorare nell'ambito del cinema? Ottenete una nomination e vedrete, è semplice, è semplicissimo. Senti, e come si è evoluto rispetto al primo film, Il principe abusivo, il tuo rapporto appunto con i film di Siani? Io peraltro so che c'è una tua parte dell'attività concertistica che è stata fatta con Siani, no? Diciamo dal principe abusivo poi è chiaro che stiamo crescendo, diciamo, per quanto riguarda il nostro rapporto professionale, perché poi inevitabilmente nasce una frequentazione affinata. Noi abbiamo questa sensibilità in comune, no? Noi la chiamiamo freedom call, cioè quello è proprio il termometro quando scrivo una cosa, se viene questo freedom call, perché poi in napoletano vuol dire l'emozione, il brivido, vuol dire che il brano è giusto, e questo ci accomuna, perché il freedom call che ci viene sempre contemporaneamente per le stesse emozioni, e quindi abbiamo man mano scoperto questa affinità, diciamo, proprio emotiva. Poi lui è molto presente nella costruzione della colonna sonora, cioè ha le idee chiare, no? Alle volte magari ti trovi con registi che possono o lasciarti fare, oppure ai quali devi dare offrire più possibilità, no? E quindi è come un bambino che non sa quello che è, gli fai la carne, il pesce, l'uovo, una cosa che non mangia, però invece con Alessandro lui sa
ti traccia una strada, e questo è molto interessante. Però diciamo questa frequentazione man mano si è scoperta sempre più salda proprio per questa complicità e questa affinità emozionale. Fino ad arrivare, appunto, abbiamo fatto l'ultima tournée, abbiamo fatto più di 100 serate, abbiamo girato tutta l'Italia, da nord a sud, anche Svizzera, abbiamo fatto Zurigo, Lugano, sempre sold out, veramente una cosa. A Napoli potevamo stare forse pure 6 mesi tutte le sere, avremmo fatto sempre sold out, perché lui è talmente amato e mi ha dato questo grande spazio nello spettacolo, dove diciamo si unisce la mia produzione e la sua comicità. Alla sua comicità. Questo quando ancora giravamo nelle piazze, uscivamo e andavamo a teatro, ai concerti, eccetera, eccetera. Ora io adesso ti faccio invece una domanda che faccio un po' a tutti, perché il momento storico che viviamo è proprio è particolarissimo, no? La domanda che faccio è: come hai passato questo tuo tempo di clausura, mettiamola così, e soprattutto che cosa ti aspetti una volta che dal punto di vista lavorativo, professionale, di tutta la comunità, che cosa ti aspetti possa succedere una volta finito questo periodo? Sì, diciamo questo. Io guarda, ho lavorato tantissimo in questo periodo. Uno, perché ho diciamo, fatto quelle cose che non fai da anni e che ti proponi di fare, tipo sistemare tutti gli appunti. E nel frattempo, comunque, io sto scrivendo per il nuovo film di Alessandro. E un'altra cosa che ho fatto è che sono diversi esecutori che mi chiedono brani da diverso tempo, e mi sono dedicato anche a questo. Uno su tutti, Mario Stefano Pietrodacchi, che è un grande fisarmocista che gira il mondo, lui fa concerti in tutto il mondo, è una cosa molto bella, una cosa che poi per noi compositori di musica da film passa un po' in secondo piano, perché siamo talmente presi dal lavoro che non abbiamo il tempo di dedicarci agli esecutori, mentre poi gli esecutori spesso sono un ottimo canale promozionale per il nostro lavoro. L'altra cosa bella, perché io ho uno spettacolo, anche il mio concerto, a prescindere da Alessandro, che porto in giro, e mi avevano chiamato quest'anno da Castellabate per luglio, perché sono i 10 anni, il 10 anni dall'uscita, e volevano, siamo stati con Siani l'anno scorso a Castellabate, abbiamo fatto una serata insieme, c'erano 6-7 mila persone, perché era nel parco, insomma non ricordo il nome di questo parco di Castellabate. Quest'anno per i 10 anni mi avevano invitato col mio concerto, col mio spettacolo, a luglio, sarebbe stato bello. Sì, il fatto, questa abbondanza di tempo che c'è stata improvvisa ha tirato fuori tante energie e tante idee. Senti, io concluderei darei anche un breve cenno sulla tua attività didattica, oltre che quella concertistica, che in qualche modo ne hai parlato, perché tu poi sei anche un docente, no? Sì, io insegno a Santa Cecilia da tanti anni, ormai dopo aver girato un po' l'Italia, ho insegnato tanti anni a Frosinone, prima a Calabria, e finalmente nel 2008 poi ho avuto la cattedra a Santa Cecilia, ed anche quello è stato un sogno realizzato. L'insegnamento lo faccio con grande passione, mi piace tanto, non andrò in pensione finché non mi cacceranno, nonostante l'impegno, e poi mi piace proprio il rapporto con gli allievi. Mi piace suonare, poi se sono polistrumentista anche nei concerti, passo dal clarinetto al pianoforte, questa è una cosa ecco perché non l'abbiamo detto, ma tu nasci come clarinettista, ma sei anche un pianista eccelso, lo posso dire, perché questo signore mi ha dato l'onore di suonare su una mia canzone che poi è stata interpretata da Antonella Ruggero. Io ancora ti ringrazio adesso, a non so quanti anni di distanza. Grazie. E quindi tu insegni ovviamente clarinetto, mi sembra di capire, no? Io insegno clarinetto come cattedra, poi diciamo tengo dei corsi di musica applicata o di informatica musicale, dei laboratori. È piacevole perché succede spesso nei conservatori, meno forse oggi, che i ragazzi che frequentano le classi di musica elettronica, eccetera, vorrebbero fare quello che faccio io, che facciamo noi, che facciamo le persone, ma non trovano per quello nelle classi che vanno a frequentare, no? Dove magari si dedicano ad altri aspetti. E quindi spesso vengono da me per chiedermi delucidazioni, per seguire dei corsi. Sono quelle cose che uno impara e insegna sul campo. Purtroppo
Senti, io vorrei chiudere con la domanda che faccio a tutti i compositori. Allora, siccome noi andiamo anche poi su Classic Rock On Air, che è il programma di Renato Marengo, dove parliamo sì di musica per il cinema, ma con un occhio alle canzoni. Allora, se io ti chiedessi a bruciapelo la canzone, la movie song secondo te del secolo nell'ambito del cinema, non ovviamente tua, ma di un autore, cosa mi dici? Ma intanto di avere uno scoop è una cosa che dico poco, non sa nessuno, ma io ho vinto 2 volte Sanremo Rock come autore. Abbiamo parlato di e con chi? E con chi l'hai vinto? Con quali? Paolo Fattorini, che fece una storia di noi. Il titolo non mi sembra della Francesca Luna, io poi ho fatto la canzone. E quindi c'ho questa animale rock che scalza. Che c'è dentro. Senti. Non lo so, ora canzoni legate ai film mi prendi un po' alla sprovvista, però per dirti, se dobbiamo parlare di band che mi danno i Red Hot Chili Pepper, per esempio, parliamo di Californication, di quel mondo, quel genere, quell'evoluzione che potremmo, ecco, mi butterei su quella parte, oppure No, i Red Hot Chili Peppers è perfetto, perché sono uno dei miei gruppi che adoro nell'ambito rock, quindi Californication potrebbe essere appunto uno di questi titoli. Senti Umberto, io ti ringrazio, è sempre una gioia vederti, anche perché mi ricordi belle cose, bei momenti, e poi la tua musica è solare, fondamentalmente, che tu lo voglia o no, la tua musica è solare, quindi... No, ma mi rappresenta. No, lo so. Questo mi fa piacere, perché diciamo che non lo dico, non mi faccio una serenata, perché poi uno dei miei obiettivi è sempre quello di scrivere una musica che abbia una vita autonoma. Mi piace l'idea di scrivere qualcosa che poi si possa staccare dal film e camminare con le sue vite. Perché tu poi tra l'altro Cilento la dico, veniamo a Marco Testoni, è un stato consigliato da Marco Testoni, perché c'era quel brano, diciamo, che è molto gettonato anche sul web, e io mi ricordo che ti disse: ma che titolo gli dobbiamo a questo brano? E tu mi hai detto Cilento latino, in Cilento è un latino, ed è rimasto questo tuo contributo. Si è capito io quello che ho fatto, io sceglievo i titoli dei pezzi che faceva Umberto. Una grandissima responsabilità, una tua supervisione musicale, anche quella di sopportare tutti. Umberto, allora ti do un abbraccio, sei stato fantastico come al solito, ti auguro il meglio e grazie. Umberto Scipione a Soundtrack City. Ciao. Grazie Marco, e un caro saluto a tutti i vostri spettatori radio e telespettatori. Ciao.